Buongiorno, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Siamo a Porto Viro dove oggi c'è la presentazione del candidato sindaco Stefano Permunian e ho il piacere di incontrare l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Buongiorno, che ci racconta? Assessore. Beh, buongiorno a tutti, buongiorno Barbara. Oggi è una giornata importante perché presentiamo il nostro candidato sindaco per la città di Portoviro, Stefano Permunian, candidato di centrodestra. Io sono qua in rappresentanza della Lega, lo sosteniamo convintamente. Vogliamo che questa città continui ad essere un punto di riferimento per il Polesine, per lo sviluppo, per la sicurezza e pensiamo che solo il centrodestra unito possa incarnare questi valori e Stefano ci rappresenta come candidato sindaco. Per me è un onore incontrare l'assessore regionale Cristiano Corazzari e che diciamo, insomma siamo qua, vediamo come vanno queste elezioni. Per me è un onore essere intervistato da te, io non posso che fare in bocca al lupo a Stefano Permuniani, il nostro candidato per la carica sindaco di Portoviro, per il centrodestra unito. In rappresentanza della Lega metteremo tutto il nostro impegno affinché Portoviro continui a essere un riferimento per il Polesine. Allora, ciao a tutti, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale e ciao da... Cristiano Corazzari, Regione Veneto. Ciao!